Avvio dei cantieri per la riqualificazione di Santa Maria del Rovere, una nuova strategia di rilancio del commercio, nuove politiche ambientali. Trascorso il Ferragosto è un'agenda fitta quella che si è data all'amministrazione comunale di Cassugana. Le priorità per il sindaco Mario Conte sono chiare. Si partirà con la fase operativa del bando periferie, quindi fisicamente cominceranno i lavori a Santa Maria del Rovere, che è stato uno di quei cantieri molto discussi, anche che ha visto protagonista questa amministrazione nel salvataggio degli alberi. Poi ci sono tanti altri temi legati soprattutto al commercio, con il grande lavoro che sul tavolo urbe come ha svolto l'assessore De Checchi e che vedrà da settembre mettere in campo più di 1 milione di euro per iniziative atte a rilanciare il commercio. In più ci concentreremo molto su quel tema che oggi è tanto sentito, legato all'ambiente, quindi tante altre politiche verranno messe in campo. Ci avvicineremo all'inverno, quindi andremo a rivedere di nuovo il piano caldaie, andremo a realizzare finalmente le aree sgambature cani e andremo anche a completare quella fase di progettazione di tutte quelle piste ciclabili che noi vogliamo completare per arrivare a quel progetto di ciclopolitana che abbiamo tanto a cuore. Non certo marginale il lavoro che a settembre inizierà per la redazione del nuovo piano degli interventi della città. Cominceremo questo percorso per andare a disegnare la città del futuro esattamente come la vogliamo noi. E poi il sociale con l'apertura dello sportello famiglia, annuncia Conte, ma anche con la necessaria soluzione dei casi più complessi legati alle nuove norme sugli affitti ATER. Solo stamattina il sindaco ha ricevuto 5 diversi inquilini alle prese con aumenti troppo elevati o richieste di lasciare l'alloggio. Andremo insieme alla Regione a risolvere quel nodo legato agli affitti ERP, perché è uno di quei temi caldi che vedrà protagonisti molti dei nostri cittadini da qui a Natale, quindi è sicuramente il primo tema che ho in agenda al rientro dalle vacanze. Domani il sindaco presenzierà la tradizionale cerimonia dell'Assunta alle 10 a Santa Maria Maggiore, dove la città rinnoverà il dono del cero alla Vergine. In serata il concerto. Ci sarà anche una piccola rievocazione storica, quindi arrivate un po' prima verso le 20:30 perché verrà spiegato bene il significato di questa festa e il valore che questa festa ha per la nostra città.